avrei mai voluto tornare qui a qualche anno di distanza perché veramente auspicavo che tutto si fosse risolto con quel taglio di esuberi che era stato fatto nel 2019, invece siamo ancora qua. E piange il cuore, afferma Roberto Padrin, sindaco di Longarone e presidente della provincia di Belluno, che stamattina ha rappresentato le istituzioni bellunesi alla imponente manifestazione contro la chiusura della Safilo, un pezzo di storia dell'industria manifatturiera bellunese. Padrin domani porterà una rappresentanza dei lavoratori a Casa Sanremo, dove in queste giornate assieme alla musica si presentano le eccellenze della provincia di Belluno. Tra queste ci sono anche i nostri lavoratori, ha detto il presidente Padrin, ed è giusto che facciano sentire la loro voce. La mobilitazione per lo sciopero e la manifestazione a Longarone ha superato le aspettative. In oltre 2000 si sono presentati davanti ai cancelli per portare solidarietà ai 472 lavoratori che rischiano di perdere il posto perché lo stabilimento pare non rientrare più nelle strategie imprenditoriali del gruppo, che lo scorso anno ha chiuso con ricavi e utili in crescita, e gli interrogativi sono molteplici. Non è possibile che negli ultimi 4-5 anni ci sia praticamente di media una crisi all'anno. Dobbiamo fare una riflessione più ampia sulla fragilità del tessuto industriale di questa provincia. Questa è una vera battaglia per la difesa dello stabilimento, per la salvaguardia del valore industriale e di tutte quelle competenze che ci sono qui. Non c'è nessun motivo perché questo stabilimento non sia più ritenuto strategico. Nessuno, eccetto quello di voler fare occhiali fuori dall'Italia. A cascata questa situazione potrà coinvolgere Santa Maria di Sale e Padova? Beh, questo ci dovrà dire il management del gruppo. Siamo preoccupati perché se questa è una scelta per uno stabilimento non è detto che il metodo non venga usato anche per altri. Di sicuro noi presideremo tutta la vicenda e soprattutto in prospettiva, in avvicinamento al piano strategico. Un piano che non potrà non tenere conto della voce che si è levata alta stamattina da un territorio che ha contribuito ai successi del gruppo e che non può essere abbandonato al suo destino. E anche questa volta, come avvenne per ACC, a marciare con i lavoratori è sceso in campo il vescovo di Belluno Feltre Marangoni. Posso esprimere la vicinanza e la solidarietà di tutte le comunità cristiane di questo territorio. Non è la prima volta, Monsignor Marangoni, No. Che lei scende in campo vicino ai lavoratori. È questo che non si finisce mai che è il problema, ho detto. Ci sono delle realizzazioni da volere a tutti i costi e da fare concretamente.